Ed eccoci nuovamente live anche questa sera sulla pagina di Fasce Pordenonesi nel mondo. Do subito il benvenuto a Gino Gregoris, il presidente di Fasce. Buonasera Gino. Buonasera Michele, buonasera. Buonasera, tutto bene? Come stai? Bene, bene, dai, pian pianino stiamo tornando a nuova vita. Alla normalità, insomma, Alla più o normalità. meno. E stavo pensando, Presidente, che ridendo e scherzando, la prossima settimana raggiungeremo insomma il nostro primo mese di interviste live con i nostri corregionali e siamo molto contenti, no? Di come sta andando, del riscontro e dell'interesse e peraltro abbiamo già una programmazione di giugno molto interessante, no? Mi pare che voliamo verso il Brasile, l'Argentina, poi ritorneremo in Europa. Le cose... Sì, come dicevo nella precedente intervista, la pandemia, l'unico elemento positivo che ci lascia è che ci ha spinti a trovare delle soluzioni innovative per comunicare con tutto il mondo e questo in una situazione così drammatica rimane comunque l'unico punto, diciamo, positivo, no? E ne siamo molto contenti, esatto, anche dei riscontri che stiamo ottenendo. E quindi io direi di partire senza indugio, perché Program Manager presso l'unità spaziale dell'Agenzia Europea di Ricerca alla Commissione Europea, ovviamente collegato da Bruxelles, è con noi oggi Fabio Vitobello e lo salutiamo. Ciao Fabio, benvenuto. Ciao, grazie. Buonasera Fabio, ciao. Ho provato a presentarti tutto d'un fiato perché la tua presentazione già richiede un certo impegno per il tipo di posizione molto interessante che occupi e di cui adesso insomma tu ci racconterai. Vogliamo sapere assolutamente tutto, insomma, perché sei qui per questo e quindi cominciamo questo piccolo viaggio insieme. Certo. Raccontaci un pochino chi sei e cosa stai facendo in questo momento appunto in questa unità spaziale nella ricerca, Commissione Europea. Beh, diciamo che come tu giustamente insomma, hai anticipato, io lavoro in ambito spaziale, quindi lavoro presso la Commissione Europea, l'Agenzia Esecutiva per la Ricerca, l'unità spazio, quindi io mi occupo, sono project manager, capo progetto di attività di sviluppo tecnologico che sono volte a sviluppare delle tecnologie critiche nello specifico che poi vengono implementate nei satelliti oppure nelle missioni spaziali europee. Per esempio, che ne so, Galileo, oppure Copernicus, oppure altre missioni portate avanti dalla Commissione Europea, ma non solo, anche a livello nazionale, anche a livello internazionale. Io mi occupo praticamente come ingegnere elettronico di portare avanti dello sviluppo tecnologico assieme a dell'industria europea, quindi che è dislocata in varie nazioni europee, e con l'intento di sviluppare, come ho detto, delle tecnologie critiche. Cosa sono le tecnologie critiche? Sono tecnologie che sono innanzitutto fondamentali e importanti per raggiungere un certo livello di performance che è necessaria in ambito spaziale. Come sappiamo, l'ambito spaziale è un po' il territorio di frontiera, dove si vengono usate delle tecnologie che molto spesso non sono neanche disponibili in ambito, diciamo, commerciale, di uso, diciamo, comune dei cittadini. Certo. Vengono sperimentate molto spesso tecnologie che riescono a dare delle funzionalità o dei livelli di performance superiori. Molto spesso queste tecnologie vengono anche con determinate criticità, per esempio criticità derivanti dal fatto che, per esempio, sono sviluppate o hanno dei parametri di dipendenza da altre nazioni al di fuori dell'Europa e quindi per questa dipendenza si creano poi delle condizioni in cui non è possibile usare questa tecnologia se non quella sviluppata in ambito europeo. Ecco perché c'è interesse e il bisogno di sviluppare una capacità interna europea e poi essere capaci di
sviluppare satelliti o mettere in piano delle missioni spaziali che siano in qualche modo libere da implicazioni o dipendenze non europee. E quindi parliamo per esempio di, che ne so, microprocessori oppure FPGA, quindi oppure che ne so, tecnologia che non è tecnologia del silicio, dove noi usiamo, lo troviamo per esempio nel nostro cellulare, ma una tecnologia, per esempio silicon carbide oppure nitruro di gallio, che sono dei materiali più avanzati rispetto al silicio, che ti permettono per esempio di raggiungere velocità di computazione o frequenza superiore con una capacità di dissipazione termica che è inferiore o superiore, dipendentemente dal materiale che stiamo parlando, però che ti dà una capacità, un input superiore rispetto alla tecnologia convenzionale. Ok, tecnologia che noi non abbiamo su questi nostri... Ancora no, però Ancora sicuramente no. è solo questione di tempo, perché poi molto spesso le innovazioni tecnologiche spaziali poi arrivano in ambito commerciale successivamente, quando poi i prezzi, i costi si riducono, grazie anche al fatto che ci sono volumi più elevati. Sì, interessante. Senti, e il tuo, immagino siate un team, insomma, che lavora, di quante persone è composto almeno il team con cui lavori tu, la tua squadra? Beh, allora, diciamo che dipendentemente dal tipo di progetto, i team e il numero di persone cambiano. Cambia? Quindi può essere, diciamo, per un progetto, per uno sviluppo tecnologico specifico, può essere di 20 persone, 15 persone, 30 persone, dipendentemente dalla complessità del progetto, dipendentemente dalla durata del progetto. Quindi, diciamo, è qualcosa che cambia di tempo in tempo, dipendentemente dagli obiettivi del progetto stesso. Ok. Fabio, tu ti trovi a Bruxelles adesso da quanto tempo? Adesso sono 4 anni e mezzo. Ok, ok. E la tua storia però, mi dicevi, in realtà inizia in maniera diversa, anche tra l'altro, insomma, con degli studi molto importanti, insomma, che poi ti hanno permesso anche di arrivare dove sei ora. Sei transitato per diverso tempo, per diversi anni anche in Olanda, insomma, raccontaci un po' la tua storia dal liceo scientifico Grigoletti in poi, ecco. Sì, assolutamente. Beh, diciamo che appunto io nasco con il liceo Grigoletti, il mio interesse verso la tecnologia, perché insomma a Pordenone il liceo Grigoletti era uno dei licei che a livello regionale era tra i pochi che aveva implementato proprio un programma chiamato liceo scientifico a indirizzo tecnologico. Quindi da lì insomma in qualche modo è nata la mia passione per la tecnologia, che mi ha spinto poi a prendere un indirizzo universitario in ambito di ingegneria elettronica. E quando studiavo poi, studiavo a Padova, verso il quarto anno, ho nutrito un certo interesse per sperimentare, in qualche modo anche vedere come si faceva ricerca al di fuori dell'ambito universitario italiano. E questo mi ha portato, è stato il primo momento in cui, diciamo, mi ha portato a uscire dal territorio, insomma, nazionale. Quindi io, dopo essere passato a Padova, ho fatto un altro passo e sono passato, ho iniziato a studiare, fare ricerca presso un'università americana. Mi sono trasferito a Chicago, dove ho completato gli studi, ho fatto attività di ricerca in un progetto per l'Air Force che mi ha in qualche modo aperto il mio interesse, che già era presente, ma anche la possibilità di sviluppare o contribuire allo sviluppo di una tecnologia nitruro di gallio applicata in ambito elettronico per applicazioni avioniche ma anche spaziali. A seguito poi di questa diciamo, esperienza o conoscenza che avevo maturato negli Stati Uniti, poi si è aperta la possibilità di raggiungere l'Agenzia Spaziale Europea in Olanda,
dove sono stato lì per circa 6 anni. In Olanda. In Olanda, esatto. Quindi sono rientrato in Europa. Ok. E già, insomma, Quindi, questo passaggio tra Europa e gli Stati Uniti e viceversa, sì. insomma, richiede un attimo di adattamento, perché, Eh, ripeto, uscire dal territorio nazionale ti apre la mente, riesci a vedere una nuova cultura, richiede adattamento, allo stesso tempo richiede anche una sorta di capacità nel vedere un mondo che è diverso, a cui tu devi cercare di trovare un punto in comune, anche perché, ok. insomma, voglio dire, si trovano differenze, ci sono differenze culturali e Certo, immagino. la chiave di volta è quella di cercare di trovare un punto di incontro. Quindi poi, ripeto, per finire, insomma, l'escursus dei Sì. miei viaggi, perché, insomma, sono stati diversi, sono stato 6 anni all'Agenzia Spaziale Europea, dove ho continuato a lavorare su nitrolo di gallio, ho continuato a lavorare su tecnologie critiche, sono stato coinvolto nel supportare poi l'inserimento di questa tecnologia in missioni spaziali, proprio volte per esempio al monitoring della biomassa delle foreste sul Mm, territorio, proprio a livello mondiale, che si fanno attraverso satelliti, insomma, si ah, chiama di Earth Observation, quindi di osservazione della Terra. ok. E poi, insomma, dopo essere stato in Olanda, mi sono mosso in Austria, dove ho lavorato per un'azienda multinazionale di elettronica, e poi, dopo questa mia esperienza austriaca, sono arrivato qui a Bruxelles, sempre in ambito spaziale, però Spaziale. presente in Europea. Ok, ok. Quindi insomma, gli Stati Uniti, mi pare di capire, sono serviti un po' l'esperienza, ovviamente di ricerca negli Stati Uniti, un po' come trampolino di lancio e poi sono arrivate tutta una serie di altre attività, insomma, importanti che ti hanno permesso di crescere fino appunto all'Agenzia Spaziale Europea, giusto? Sì, certo, diciamo che queste esperienze sono esperienze che ognuno rappresenta un piccolo Uno passo, step. Mhm. uno step che dopo ovviamente ti apre nuove porte. Ogni passo avanti si aprono sempre nuove porte, dove poi sta a te decidere, ovviamente, se intraprendere una certa strada, oppure ritornare sui propri passi, oppure Mhm. fare una deviazione. È anche molto interessante, insomma, fare questo viaggio per persone appunto che sono interessate a farle, perché, ripeto, questo è il mio punto di vista puramente personale, diciamo che andare all'estero in qualche modo, come ho già detto, apre la mente, ti Mhm. espone a delle culture diverse, ti espone a un modo di fare diverso, però porta anche con sé delle necessità e anche in qualche modo delle difficoltà. E Perché tu andare all'estero. come le hai affrontate le difficoltà? Come hai capito qual era di volta in volta la strada giusta, da perseguire, insomma? Eh sì, appunto, come dicevo, diciamo, c'è sempre questa tendenza nel pensare che, insomma, l'erba del vicino è sempre più verde, si dice, no? Da noi. Mhm. All'estero le cose si fanno meglio, oppure sanno meglio di noi, oppure dovremmo fare come loro. Sì, effettivamente ci possono essere delle situazioni in cui ho delle specifiche situazioni o aree dove magari una metodologia diversa può dare dei benefici. Allo stesso tempo, però, non bisogna neanche sottovalutarsi, ecco, perché molto spesso, stando all'estero, la cosa interessante che ho potuto anche verificare con altre persone come me, che sono all'estero, italiani, Mhm. friulani che sono all'estero, è che si tende poi a rivalutare cose che magari quando ero a casa davo per scontato, pensavo che fosse così ovunque, mentre poi trovandomi all'estero mi sono reso conto che nel dire ok, ma perché queste cose non ci sono? Perché questa cosa noi a Pordenone la facciamo così semplice? Ci sono tutte queste opportunità anche in ambito, che ne so, cose semplici, il weekend, cosa fare nel weekend? Puoi fare una passeggiata a Eh. Piancavallo piuttosto che a Barcis, oppure fare un'attività culturale. Ci sono chiese da visitare, ci sono musei. All'estero non voglio dire che non ci siano, però il connubio di cultura, cibo,
cose da vedere, le bellezze paesaggistiche in un solo, diciamo, in un'area geografica, per quanto limitata, Contenuta, sì, sì, sì. non ha uguali, Ok. perché, Su ripeto, questo tuo, che mi piace, ci piace molto, insomma, questo tuo rapporto che sento ancora molto forte con il territorio, tra un attimo ci torniamo, perché voglio chiederti ancora qualcosa. Raccontami però qualche aneddoto, qualcosa di particolare che ti ricordi sugli States oppure sui tuoi anni in Olanda, anche che sono stati diversi, insomma, da pordenonese, da giovane pordenonese, perché ricordiamolo, insomma, Fabio è classe 83, giusto? sì, esatto. Quindi insomma, stiamo parlando con un giovane pordenonese e dai, qualche episodio che ti racconti, che ti ricordi. Ma guarda, Michele, ce ne sono diversi che potrei raccontare, perché andare all'estero, ripeto, è anche quella la cosa stimolante, che trovi culture diverse, quindi quando hai culture diverse hai dei modi di fare o degli atteggiamenti o delle cose che sono scontate per questa cultura e per te sono nuove o sono in qualche modo bizzarre. Potrei raccontare, per esempio, in Olanda oppure negli Stati Uniti, per esempio, ti racconto questo aneddoto olandese che dà un senso anche, una chiave interpretativa della cultura olandese. Dovevo registrarmi al comune pochi giorni dopo essermi trasferito in Olanda e Mhm. quindi mi hanno dato un appuntamento per portare tutti gli incartamenti. Ho detto, va bene, ok, a che ora devo venire? Beh, presentati domani pomeriggio, scusa, alle 15:55. Ho detto, vabbè, 15:55 un po', diciamo, inusuale Ci come stanno. orario, insomma. Ho detto, vabbè, ok, sarà indicativo. Insomma, devi sapere, Michele, che io sono una persona abbastanza, diciamo, puntuale, quindi il giorno dopo, insomma, avevo questo orario in mente, anche se non ho dato molto peso, tuttavia ho cercato di essere lì proprio in quell'orario. E sono entrato, mi sono presentato allo sportello, guardato l'orario, 15:56. A Ok, quel punto la signorina mi fa, no, ma guarda, cioè, sono le 15:56. Ho detto, sì, ok, un minuto è considerato ritardo. Fa, sì, mi dispiace, ma devi tornare perché il minuto di ritardo che tu porti, ovviamente, si dopo trasferisce alle persone che verranno dopo di te e arriveremo in ritardo alla chiusura della giornata. Quindi preferiamo che tu arrivi in orario, questo minuto lo impieghiamo per te piuttosto che posticipare il problema su altri. E quindi mi hanno chiesto di tornare. Questo ok. per dire che è una cultura molto organizzata, molto pianificata, Mhm. che in qualche modo devi iniziare a conoscere se vuoi integrarti. Anche per esempio se vuoi prendere un appuntamento, uscire con un amico locale, ti chiederà subito, ok, e quando che giorno della prossima settimana, oppure a che ora, non è il concetto di, ok, usciamo tra mezz'ora, ci vediamo, andiamo a fare 4 passi, non esiste, c'è una cosa improvvisata oppure Mhm. creativa in qualche modo all'italiana, è un concetto Da in noi qualche succede modo spesso. Sì, sì, sì. prettamente Bisogna italiano. programmare tutto, anche l'uscita con gli amici va programmata. Penso abbiamo scoperto un lato dell'Olanda, insomma, più precisi della Svizzera, no? Più svizzeri degli svizzeri. Sì, infatti. Eh, Sì, va sì, sì. bene. Senti, abbiamo parlato insomma, un po' della tua capacità insomma, della capacità di adattamento, insomma, ecco che ci vuole quando ci si sposta da un paese all'altro, necessaria, insomma, evidentemente anche per superare un po' tutte le fasi che capitano, insomma, no? Quando si decide di avere un'esperienza all'estero importante come la tua. Nel frattempo, insomma, salutiamo anche le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, che vedo sono tra l'altro parecchie, Elena, Vanessa, Claudia, che sono in ascolto. Senti Fabio, io vorrei ritornare un attimino su quello che è un po' il rapporto con la tua terra, no? Con la nostra terra, con Pordenone. Tu sei proprio originario, tra l'altro, della città di Pordenone, perché abbiamo capito che per te è un rapporto ancora molto forte. Adesso magari ci racconti un pochino
sì, quante volte riesci a tornare, quando torni durante l'anno, non so, un attimino. E prima ci parlavi di questa tua visione, insomma, del territorio nostro come ricco di molti elementi, in realtà forse sottovalutato per certi versi, e mi piaceva insomma che tu un po' ci aiutassi a ripercorrere questa tua visione, insomma, ecco, pur da corregionale che vive all'estero, che mantiene una forte identità e anche forse una visione lungimirante su quello che può essere il nostro territorio. Sì, beh, assolutamente. Allora, il mio rapporto con il territorio è un rapporto stretto che ho interesse anche, insomma, a non perdere le connessioni col mio territorio, perché, insomma, non soltanto la mia famiglia o i miei amici, insomma, ho tutto, insomma, il mio mondo con il quale io sono cresciuto e, insomma, poi sono diventato una persona adulta che risiede a Pordenone, quindi è un po', molto spesso, insomma, si dice che, insomma, quando una persona esce dal proprio territorio e poi si trasferisce andando per esempio all'estero, molto spesso si rientra in questa fase, diciamo, di limbo, dove tu non ti senti né parte del territorio ospitante, magari perché però allo stesso tempo hai perso delle connessioni con il tuo territorio di appartenenza. Certo, Quello sì. è esattamente quello che io voglio, insomma, evitare, ho cercato di evitarlo perché ritorno abbastanza spesso, ogni 3-4 mesi ritorno a Pordenone, cerco di entrare sempre in contatto con, insomma, i miei amici, le persone che io conosco da una vita, e anche mi piace, insomma, gustare in qualche modo, se vogliamo, le bellezze del nostro territorio e quindi riscoprire ogni volta, per esempio, l'ho fatto quando, che ne so, quando facevo la gita delle elementari, la gita delle superiori, territori che insomma sembrano che facciano parte di te stesso perché fanno parte di te e allo stesso tempo quando vai all'estero li riscopri. È questo quello che ho cercato di dire prima, perché quando poi li metti a confronto con altri territori all'estero non è detto che l'estero sia molto superiore rispetto al luogo di provenienza. Ripeto, la bellezza del nostro territorio, il fatto che è vario, c'è un crogiolo insomma, di cultura, di cibo, di arte, di storia che è unico. Puoi andare, che ne so, a farti in mezz'ora, un'ora, puoi andare a Lignano, puoi andare al mare, puoi andare in montagna, puoi andare, che ne so, a farti un giro in laguna, puoi andare che ne so, a scoprire la città di Aquileia, cioè, voglio dire, non è una cosa da sottovalutare, è questa la grandiosità del nostro territorio, è qualcosa che secondo me, dovrebbe essere ancora di più, insomma, sfruttato, ecco, perché il turista non italiano vede queste cose in una maniera inimmaginabile, perché, insomma, è unico. Ma quindi tu mi colpisce perché tu lavori, il tuo lavoro è praticamente un lavoro che guarda al futuro, no? Tu fai ricerca in ambito spaziale, quindi insomma chi meglio di te lavora quotidianamente con uno sguardo verso il futuro. E mi piace questo tuo forte, no, incitamento anche verso a riscoprire il tuo territorio e allora ti chiedo, abbiamo margini in Regione Friuli Venezia Giulia, quindi per valorizzare ancora di più il nostro territorio, secondo te? Ma assolutamente, penso che ci siano tanti margini. Penso che un'attività, insomma, di valorizzazione all'estero del nostro territorio non soltanto potrebbe essere benefica, ma nello stesso tempo potrebbe essere più semplice di quanto uno pensi, perché i turisti sono molto, molto interessati a scoprire le bellezze del nostro territorio. È un territorio, insomma, che è molto, molto ricco e anche, insomma, da un punto di vista culturale, soprattutto anche da un punto di vista, che ne so, se lo compariamo con la cultura dei territori di altre nazioni, c'è molte similitudini.
e questo anche il senso civico è molto apprezzato. Per esempio, se io penso, che ne so, a uno svedese che vuole visitare un territorio, lui si aspetta di trovare determinati servizi, si aspetta di avere un certo grado di comfort, un certo grado di condivisione di alcuni, diciamo, concetti cardini, insomma, del senso civico. Questo si ritrova in Italia, si ritrova nel nostro territorio, ed è questo anche che bisogna insomma, mettere in risalto, perché molto spesso ci sono stereotipi all'estero che devono essere, insomma, in qualche modo sfatati, perché è la realtà. Quindi, ripeto, c'è molto margine e secondo me bisogna investire. Questo è il momento, soprattutto adesso, è il momento di investire per dare un rilancio alla nostra economia, ma non parlo soltanto da un carattere puramente turistico, ma anche No, tecnico, no, certo, certo, è chiaro, sì. industriale. Grazie Fabio, credo che ci sia bisogno anche per noi di sentire queste cose, di sentirle no, da chi vive fuori all'estero, credo sia molto importante e mi piace particolarmente questa cosa e quindi rivoluziono un attimo la scaletta e vorrei chiedere al nostro presidente Gino Gregoris di darci Gino, credo che sia molto, molto bello e molto forte anche quello che Fabio ci invita, no? Quello su cui ci invita a riflettere. Certamente, sono messaggi importanti e anche messaggi molto forti, soprattutto perché provengono che in qualche modo abbastanza simili a quelli che ci hanno lanciato i nostri pordenonesi nelle precedenti interviste, nei precedenti dialoghi che abbiamo fatto, no? In tutti c'è, come dire, anche l'invito, no? A migliorarci tutti, a, come dire, organizzarci, perché questo invito proviene da persone che ovviamente amano l'Italia, amano la loro regione, la loro provincia, il loro territorio, ma sono persone che oggi vedono da distante queste situazioni. E quindi queste, come dire, raccomandazioni che sono degli inviti che ci vengono fatte devono essere, hanno un valore ancora maggiore, quindi devono essere maggiormente ascoltate. Cioè, è possibile, perché sta nelle cose della vita, apprezzare qualcosa quando non ce l'hai più o quando sei lontano da questo qualche cosa. Questo fa parte della natura umana. Però quando in questo momento anche tutti noi che ci stiamo riprendendo dalla terribile esperienza del coronavirus, è una occasione che dovremo sfruttare per reingegnerizzare certi processi del nostro modo di lavorare nei nostri territori, nel nostro modo di considerare i nostri territori, di sfruttare il nostro territorio in maniera benevola, quindi sfruttare molto virgolettato, perché poi credo che qui da noi non ci siano solamente le bellezze che prima anche Fabio citava, quelle cose che ci portiamo dentro dalla nostra infanzia e che all'estero non ci sono, perché non ci sono. Siamo unici come paese Italia, siamo unici come regione, siamo unici anche come provincia, direi. Però qui abbiamo anche delle eccellenze sul versante della ricerca, sul versante industriale, sul versante della meccanica di precisione, per non dire, adesso non sto a enumerare tutte le qualità che abbiamo. Ecco, quello che ci manca forse, e quindi da qui derivano i rimproveri che i nostri amici pordenonesi sparsi per il mondo ci fanno, è che non riusciamo a coniugare. Quindi è un problema, credo, anche organizzativo, no? Ecco, questo io colgo non dalla tiratina d'orecchie di Fabio, ma dall'invito di Fabio, che dovremmo un attimo ripensare per
ripartire in questo momento, visto che comunque l'Italia deve ripartire, no? A ripensare come farlo, cercando di evitare anche gli errori del passato e soprattutto consci che abbiamo un grandissimo patrimonio umano, storico, culturale, artistico e anche patrimonio tecnologico che dobbiamo assolutamente far fruttare. Questo mi pare sia un po' l'invito e la lezione di questa sera, quello che si può comprendere da questa sera. Mm-hmm. E sicuramente penso, no, come anche Presidente, come fasce pordenonesi nel mondo, insomma, raccoglieremo questi stimoli di Fabio e degli altri nostri corregionali e sicuramente insomma ne cercheremo si sta facendo sempre più interessante questa iniziativa perché cominciamo a scrivere delle pagine che ovviamente resteranno negli archivi, ma non dovremmo buttare negli archivi, dovremmo, secondo me, fare qualcosa, un libro, per mettere tutte in fila queste esperienze dei nostri giovani, quelle che abbiamo fin qui vissuto, perché veramente sono molto, ma molto interessanti. Non possiamo disperderle. Poi quando attraverseremo gli oceani, come accadrà anche fin dalla prossima settimana, avremo tante cose da aggiungere. Però quello che abbiamo sentito fin qui è veramente un qualcosa di unico. E direi anche ancor più valorizzato dal fatto che, prendiamo anche il caso di Fabio, non è che Fabio parta da Pordenone, ha un colpo di fortuna e va a lavorare all'Agenzia Spaziale Europea, no? Non è così. Ha girato il mondo prima Fabio. Ha fatto un'esperienza da Chicago, no? Sentivo prima il discorso della sua attività. Quindi siamo di fronte a, come dire, persone da curriculum importanti, eccezionali e ancora di più, quindi vanno ascoltati e poi messe in pratica per quello che possiamo, ovviamente, le loro esperienze. Certo, certo. E allora approfittiamo ancora di Fabio, insomma, ti rubiamo ancora qualche minuto. Volevo chiederti intanto proprio un flash su com'è la situazione lì da voi adesso in questo momento a Bruxelles legata al Covid-19. Beh, la situazione qua in Belgio, insomma, è stata critica anche qui in Belgio, come anche per l'Italia, in Spagna, come in quasi tutte le nazioni europee. Adesso siamo in una fase di lenta, diciamo, riapertura di determinate attività, sempre, diciamo, con l'occhio nel monitorare, insomma, il numero di contagi, il numero di persone che si ammalano, e quindi, diciamo, siamo in una fase di riapertura, però è lenta perché, insomma, i numeri di casi rispetto alla popolazione, insomma, sono stati tanti, quindi ci vuole molta attenzione, essere cauti, ed è questo che il governo sta facendo. All'inizio di una fase 2, diciamo. Sì, i primi step. Ok, bene. Benissimo, senti, e visto che abbiamo scoperto, insomma, che Fabio è una persona molto saggia, ti chiediamo allora anche tu cosa vedi, cosa possiamo imparare da questa situazione del Covid-19, almeno per quella che è un po' il tuo background personale, insomma, ognuno poi lo vede anche in base a quella che è la propria esperienza umana e professionale, insomma. Che insegnamento ci possiamo portare a casa e cosa ci possiamo anche aspettare per il futuro? Beh, secondo me dovremmo vedere questa tragedia, perché è una tragedia quello che, insomma, abbiamo avuto, insomma, stiamo avendo, stiamo vivendo, con una sorta di occhio volto a vedere la positività, cioè vedere cosa possiamo, insomma, migliorare alla luce di quello che abbiamo visto fino adesso. Potrebbe essere, secondo me, è quello che spero, è che sia veramente una possibilità per noi, per tutti, a livello europeo, a livello italiano, di sfruttare questa occasione per in qualche modo rompere degli schemi con il passato, quindi in qualche modo semplificare cose che magari facevamo in maniera inefficiente, quindi rendere efficiente
determinate cose. Per esempio, io sfido chiunque a chiedere e a dire che 2 mesi fa, 3 mesi fa, il concetto di lavorare da casa fosse qualcosa di possibile. È qualcosa che abbiamo dovuto, insomma, in qualche modo fare un salto nel vuoto e rendersi conto che se fatta con determinate modi Modalità, corretti, certo. insomma, con i giusti crismi, è qualcosa che veramente si può fare, che non rende il proprio lavoro inefficiente, anzi, secondo Anzi. me, l'efficienza aumenta. Ma no, questo è soltanto un esempio, penso anche, insomma, alla grande possibilità che noi abbiamo, per esempio, ad avere un impatto sulla green economy, il discorso anche, insomma, della Commissione, questo nuovo programma del Green Deal, di ridurre, insomma, l'impatto, insomma, le emissioni di CO2 piuttosto che la produzione di plastica. Sono cose che in qualche modo potrebbero essere accelerate, velocizzate. Abbiamo ridotto insomma, i nostri viaggi, si vola molto di meno, si fanno molte più attività da remoto. Questo Sì. ovviamente riduce le emissioni e tutti siamo in qualche modo anche più contenti perché ci rendiamo conto che c'è meno pollution, si dice in English, no? Certo. Quindi inquinamento nell'aria e tutti ne beneficiamo, ma penso anche alla possibilità di accelerare verso una digitalizzazione delle cose, che ne so, fare molte più cose da casa senza andare davanti a uno sportello a mettersi in fila. Se si riesce veramente a digitalizzare, cosa che è necessaria, potremmo farlo molto, molto, molto velocemente adesso perché siamo costretti a farlo e potremmo avere grandi benefici. Quindi ecco, poi quello che sto dicendo è cercare di prendere il massimo che possiamo da una situazione, seppur drammatica, ma che potrebbe in qualche modo facilitarci e anche dare un impulso alla stessa economia, perché poi è l'economia stessa che può beneficiare da determinate attività di semplificazione piuttosto che digitalizzazione, piuttosto che qualcos'altro, oppure artificial intelligence, che in qualche modo sono Un alla tema base importante, sì. di attività che stiamo adesso, insomma, valutando come possibili, che ci siamo trovati improvvisamente nel pieno e che se sono sfruttate nel giusto modo possono veramente darci un grande aiuto e possono veramente portarci in una situazione di vantaggio, una situazione che non avremmo mai potuto pensare, per esempio, fino a 2 o 3 mesi fa. Chiaro, chiaro. Parlavi di green economy, anche chiaramente di tutto l'aspetto, insomma, ambientale, il tema ambientale è molto importante. Mi hai fatto venire in mente queste immagini che tutti noi abbiamo visto, insomma, seppur appunto, come ben ricordavi tu, nella tragedia, però immagini di città spopolate, insomma, giravano ad esempio le immagini di una Venezia, no? Che forse nessuno si ricordava e questo, insomma, speriamo che tutti noi, insomma, ce ne ricordiamo, insomma, e chi anche ha ruoli importanti di governo dei paesi, insomma, se ne ricordi e grazie per aver anche richiamato questo aspetto importante. Fabio, voglio far vedere a tutti quelli che ci ascoltano e che seguiranno poi l'intervista, c'è un commento molto interessante di Gianni Cereser su YouTube, perché ricordiamolo, da oggi siamo in diretta streaming sia sulla pagina Facebook di EFASCE sia sul canale di YouTube. E Gianni dice: le esperienze dei nostri giovani devono essere portate a conoscenza di chi ci governa affinché possano trarne delle indicazioni utili per pianificare il futuro dei giovani in Italia. È una posizione sicuramente molto interessante e che ci invita, appunto, come facevi tu anche, no? a guardare al futuro, insomma. Sì, assolutamente condivido, nel senso, condivido il punto, lo spunto nel dare, insomma, giusto rilievo, in qualche modo ascoltare le idee innovative che possono venire da una classe giovane di persone, cosa che non è una cosa in qualche modo
inusuale. Quando si va all'estero molto spesso e ricordo che è stata una delle mie prime, insomma, valutazioni che ho fatto nell'essere positivamente sorpreso quando lavori molto spesso in un'azienda all'estero. Il fatto che tu sei giovane non è visto sempre o in tutti i casi o in alcuni casi come un elemento negativo, come un elemento in cui il giovane deve imparare perché non può dare niente all'industria, all'azienda o all'istituzione. Anzi, è il contrario, il giovane molto spesso porta idee innovative, pensa out of the box, come si dice in inglese. Certo. Quindi secondo me rimettere anche un po' in gioco, ma anche rivalutare il ruolo dei giovani in modo tale da poter portare delle idee, poter anche ripensare a determinate cose, potrebbe essere benefico. Ecco. E speriamo così, che sia davvero così. Insomma, come dicevamo prima, anche noi come Pordenonesi nel mondo faremo la nostra parte per raccogliere tutto questo, tutte queste esperienze, realtà e visioni anche dei nostri giovani che vivono all'estero e riportarle anche nel territorio regionale. Fabio, grazie, ti ringraziamo per questo tuo tempo prezioso, ma come è nostra usanza e vogliamo chiedere anche a te, prima di concludere la nostra intervista, quello che ci piace chiamare un ricordo del cuore, e so che tu ne hai uno specialissimo, che insomma è vero che ci contendiamo fra Friuli, forse e Veneto, ma dillo tu, perché... Assolutamente, guarda, in tutti i paesi dove sono stato, questo è il dolce che veramente va sempre per la maggiore, lo trovi in quasi tutti i menù, ed è il tiramisù. Il tiramisù che ovviamente, secondo me, insomma, è uno dei dolci migliori della nostra tradizione del territorio, che ha dato luogo a questo meraviglioso dolce, che ha riscosso una grande insomma, popolarità all'estero, non soltanto nel nostro territorio. E guarda, io non so se ti farò un piacere o meno, però ti rubo 40 secondi per farti vedere una ricetta originale del tiramisù, che così te la puoi rifare anche a Bruxelles, e 40 secondi di dolcezza. Ecco, spero di averti fatto una cosa. Ecco, poi ti mando il link, così una ricetta facile la puoi rifare anche da Bruxelles, per concludere un pochino anche così con il sorriso e appunto in dolcezza. Grazie per averci anche ricordato questa nostra, che speriamo presto di assaggiare tutti quanti, anche chi non può farla a casa, insomma, ecco, in questo periodo. Magari Presidente, un consiglio, Fabio, mettici anche un goccetto di rum, che diventa anche più... Sì, assolutamente, lo proverò. Bene, allora grazie ancora a Fabio Vitobello, che è stato collegato con noi da Bruxelles. Ricordiamo a tutti che le nostre interviste proseguono. Lunedì prossimo vogliamo in Florida per andare a incontrare Massimiliano Teia, e quindi vi aspettiamo tutti quanti lunedì. E ricordiamo che appunto queste interviste con i nostri corregionali sono trasmesse in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook di Efasce Pordenonesi nel Mondo, sul canale YouTube, e ovviamente poi possono essere anche riviste sul sito Efasce, www.efasce.it. E ancora grazie a Fabio e grazie Presidente. Fabio, arrivederci, ci vediamo a Pordenone. Assolutamente, a presto. A presto. Buona serata.